leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, è intervenuto in Parlamento sulla questione delle frequenze TV. Dito puntato contro il governo, fa il gioco delle tre carte. Giancarlo Gentilini ieri sera ad X News, tra i temi trattati anche il piano frequenze che penalizza il Veneto, e lo sceriffo ammette: senza TV locali non sarei nessuno. Torniamo ora al caso delle frequenze digitali. Oggi la possibile cancellazione delle TV private è approdata in Parlamento. Duro attacco al governo da parte di Antonio Di Pietro in difesa delle emittenti locali. La risposta dell'esecutivo è stata giudicata insoddisfacente dalla deputata trevigiana Simonetta Rubinato del Partito Democratico, cofirmataria dell'interrogazione. Sentiamo. Lo scippo delle frequenze è approdato a Montecitorio. Con l'interrogazione parlamentare presentata alla Camera da Antonio Di Pietro, la vicenda dell'esclusione delle emittenti private dalla digitalizzazione terrestre è diventata un caso politico nazionale. In un'aula semideserta, presente fra i pochi, unico veneto del governo, Giancarlo Galan, il leader dell'Italia dei Valori ha posto al question time il quesito centrale dell'intera faccenda. È vero o non è vero che matematica vuole che 18 dovrebbero essere le frequenze nazionali e 9 quelle locali coordinate? L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha però deliberato di ignorare la riserva di legge a vantaggio di 25 televisioni nazionali. Se la matematica non è un'opinione, Grazie. 27 meno 25 fa 2. A nome del governo ha risposto Elio Vito, ministro dei rapporti con il Parlamento. Il Ministero comunica che, secondo l'Agcom, la pianificazione è stata svolta in perfetta coerenza con le disposizioni normative vigenti. In ogni caso, ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo, lo stesso Dicastero e l'Agcom stanno lavorando per recuperare la parte dello spettro eventualmente non utilizzata, al fine di garantire, tra l'altro, adeguata ed effettiva disponibilità di capacità trasmissiva a tutti gli operatori di rete. Una risposta che non ha soddisfatto per nulla il rappresentante dell'opposizione. Chi è che nelle televisioni nazionali se ne avvantaggia facendo finta che 27 meno 25 fa 9? Berlusconi. E o non è un conflitto di interesse questo? Vorrei dire al suo Presidente del Consiglio che almeno la matematica non la cambiasse, perché il gioco delle tre carte ci siamo stufi a vederlo. La battaglia dunque continua. E dell'assegnazione delle frequenze alle TV locali si è occupato anche Giancarlo Gentilini, ospite ieri sera di X News, il consueto approfondimento dei telegiornali del martedì sera. In diretta il vice sindaco trevigiano ha firmato l'appello redatto dai 3 editori delle principali TV del Veneto. Vediamo. Sotto questo sole è bello pedalare, se ma c'è da sudare. Non c'era il sole ieri sera negli studi di Antenna 3, ma di certo non è mancato il calore sprigionato dalla forza del grande mattatore trevigiano. L'amministratore che, a detta dei molti sms arrivati in redazione, tutti vorrebbero avere. Giancarlo Gentilini, vice sindaco di Treviso, ha parlato dell'estate ma anche della crisi che sta mettendo in ginocchio molte famiglie trevigiane, dei pensionati che non arrivano a fine mese e non ultimo del problema delle frequenze televisive che sono state scippate alle TV locali. Non vorrei che i miei ministri si dimenticassero di questa del nostro Veneto, e quindi ho detto loro: ricordatevi che io non voglio bavagli alle voci del mio territorio, della mia gente, dei miei cittadini, delle mie realtà. Gentilini, possiamo immaginare che cosa sarebbe stato o cosa non sarebbe stato Gentilini senza le TV locali? Ma sarebbe stato un ectoplasma che non avrebbe inciso nel passato, nel presente e nel futuro. Sarebbe stato res nullius. E così ha fatto appello ai nostri politici. Ma io dico Maroni, Calderoli, Bossi, Giorgio Stiffoni, Zaia, vedi, io li chiamo uno per uno, perché voglio che siano vicino a me nella difesa della nostra voce, perché non voglio che a Roma non arrivi nessuna voce del popolo veneto. E ha sottoscritto in diretta la richiesta avanzata dagli editori di Antenna 3, 7 Gold e Rete Veneta di assegnazione di 1/3 delle frequenze alle TV locali. Ecco Gentilini che sottoscrive. Benissimo, grazie Gentilini.